La sanità del Veneto maglia nera e Treviso non fa eccezione. La risposta del direttore generale dell'ULSS 2 di Treviso, Francesco Benazzi, alle dichiarazioni della funzione pubblica della CGIL impegnata in questi giorni in un tour in tutta Italia non è tardata ad arrivare. Tra i punti che hanno generato più amarezza nel direttore generale la contestazione da parte del sindacato della diffida ricevuta per interruzione di pubblico servizio e le dichiarazioni sulla sua presunta indisponibilità al dialogo. Avevano chiesto di poter andare a fare attività interna nei reparti durante l'orario di lavoro. Qua nettamente ci siamo opposti. Ha fatto bene, Formentini e la direzione strategica a dire di no, perché durante l'orario di lavoro i nostri collaboratori devono seguire le persone malate, non possono stare ad ascoltare la CGIL, che può parlare ai lavoratori quando vuole in qualsiasi altro luogo che non sia quello di cura. Conferma invece la mancanza di professionisti sanitari. Non abbiamo mai negato il fatto che ci sia questa sofferenza, tanto che io ringrazio sempre i miei collaboratori infermieri o SS medici perché hanno un senso di responsabilità straordinaria. Diversi infermieri sono rimasti per scelta nelle case di riposo. Ai prossimi laureati assicura sarà offerto un contratto per ampliare l'organico. Sul fronte della disorganizzazione contestata nella programmazione, Benazzi risponde così. Le posso dire che non stiamo assolutamente gestendo male le sale operatorie. È chiaro che è un nuovo modo di gestire, dobbiamo adattarci. I lavoratori bravissimi hanno fatto anche sono stati preparati, hanno fatto un concorso e continueranno a farlo di adattamento a una gestione più veloce, però mi creda, non stiamo sfruttando i lavoratori con le sale operatorie, assolutamente no.